Come God, come God, come God. Sì, sì. Afamuk, afamuk, afamuk. Ah, quattro sillabe, quattro per dire cari interisti afamuk. Depois, dopo andate a vedere cosa significa. Mamma mia, è bella. Ah, che soddisfazione, vedervi soffrire, vedervi lottare per un briciolo, una mollichina di pane, un biscottino, un croccantino, un dolcettino per andare a partecipare alla Champions l'anno prossimo, un piccolino, piccolino così, un puntino solo, voglio un puntino solo, voglio andare in Champions League l'anno prossimo, voglio andare in Champions League l'anno prossimo, per favore, per favore. Ah, fa, mo, che, mi è schiattata un guarpa. Sì, sia così. Così si fa, via. E abbiamo chiuso il campionato con la ciliegina sulla torta, così. E sia la torta, ciliegina proprio a mezzo. Ah, e che voi che ride, che verità, Napoli già è qualificato. Pirla, che Napoli già è qualificato, così i napoletani, andiamo là, vinciamo facilmente. Fa, mo, che. Dopo la scrivo in descrizione, così lo coniugate il verbo. Io va fa mucca, tu va fa mucca, egli va fa mucca. Noi va fa mocchiamo, voi va fa moccate, essi va fa moccano. Questo è verbo, non sono parole, è il verbo, il verbo. Napoli che vince per 4 fa mucca a 1, capo. Ma io non lo so. Ma io mi domando e dico, non ce la faccio ogni domenica. Come cazzo sia possibile che oggi con la presenza del VAR a dare, lo vogliamo chiamare rigore? È un rigore questo? Dare dei rigori così, ma come si fa? Ma che, boh, facciami segnare i cardi. Facciami segnare i cardi, sta perdendo valore. Non vale più niente l'anno che bene. A finire ci vanno a vendere per pochi soldi. No, facciamogli segnare un gol. Che poi Icardi non ha bisogno di questi regali. Ma se l'ha visto VAR o no? Vabbè, ragazzi, comunque i regali come le briciole. Un punticino, un gollino. Giusto per. Vabbè. Però ne abbiamo fatti 4. Fa, mo, che. Tutte le 4 sillabe del verbo. Allora, gol di Zielinski, compagno Zielinski, poi Mertens e doppietta di Fabian Ruiz, con poi il regalino del gol. Diciamo la Juve, ma c'è sempre sto rigore. C'era sto rigore, non lo so. Voglio capire, 10 anni fa l'avrebbero dato sto rigore. Ma oggi col VAR, ma ci rendiamo conto? E se siamo 1-1? E se siamo 0-0? E se siamo 2-2, che ne sacci? Cioè, ma ci rendiamo conto? Dare dei rigori così, non lo so, io non lo so. No, io voglio sapere gli interisti cosa ne pensano. C'era o non c'era sto rigore? Che mo coppo 4-1, potete pure essere sinceri, Non vi brucia il fondo schiena, dove non batte il sole. Per alcuni, per altri batte pure, perché poi. Allora, ragazzi. Kalidou Koulibaly, ma che cos'è? È uscito un po' prima per un infortunio muscolare, il nostro campione, ma era squalificato, era diffidato, quindi salterà la prossima partita. Insomma, assolutamente da rimanere con lui l'anno che bene Kalidou, mamma mia, ha fatto un salvataggio sulla linea, cioè, pochi giocatori al mondo, cioè, il portiere stava leggermente sulla testa, spazio vuoto in portiere, lui è andato a coprire lo spazio e di testa parata, mamma mia.
qua pigliava sempre questi capi veri, ricchi, ginocchi, lingue, sempre lui, sempre, sempre. Il nostro K2 e niente ragazzi, Insigne che entra nel finale della ripresa come Younes, ma ormai i giochi già erano fatti, e Napoli che balza a 79 punti, vediamo se riusciamo a raggiungere, a superare gli 80, ultima partita contro il Bologna settimana prossima. Juventus che pareggia in extremis contro l'Atalanta, e mo si fa interessante la lotta Champions, perché l'Inter perdendo, l'Atalanta si vinceva, l'Inter si va proprio inguaiato, ragazzi, stavate rovinati, perché poi l'ultima partita vabbè, comunque l'Empoli che deve anche salvarsi, l'ultima partita con l'Empoli non sarebbe stata facile. Empoli che vince e Genoa che si mette in guai praticamente, spero che si salvi Genoa, ma vediamo un po' cosa ci dirà la prossima giornata. Quindi Juventus 1-1 che balza a 90 punti e i giochi sono quasi fatti ragazzi. Prossime partite, giusto per decidere l'ultimo posto delle retrocesse e decidere la Champions League, l'Europa League. E questo ragazzi, comunque abbiamo giocato una grande partita, io penso che parte un po' diciamo fine secondo tempo, l'Inter ha fatto collezioni di calci d'angolo ma niente di molto pericoloso per il portiere napoletano Carnesis, che nulla può sul rigore spiazzato ovviamente da Icardi. E niente, più di collezionare i calci d'angolo non è che c'è stata chissà, una traversa di Lautaro, vabbè ragazzi, ma alla fine nel gioco abbiamo dominato, abbiamo gestito, e Napoli ha sfiorato Enrico quanta gol nel primo tempo che potevamo andare oltre già il risultato del primo tempo. L'Inter avrebbe potuto anche pareggiare quando stavamo sull'1-0, ha avuto le sue occasioni, ma poi abbiamo dilagato e poi è uscito il verbo fuori, è uscito il verbo a fa mocca. Oh, mamma mia, come godo come un porco, come un animale in calore. Vedere l'Inter che voleva il punticino per partecipare alla Champions. Un lichino di pane, oh no, non la voglio fatta no, te la devi sudare fino all'ultima partita contro l'Empoli che lotta per non retrocedere. Mamma mia, che poi c'è stato un Milan e l'Atalanta che hanno partite un po' più semplici, l'Atalanta pare a Firenze e il Milan a Ferrara contro la Spal. Vabbè ragazzi, comunque si fa interessante l'ultima partita di campionato, almeno su questo dobbiamo ringraziare le squadre che stanno lottando per la Champions e per la retrocessione, perché se era poco campionato ormai o l'Europa si esce tutto quanto fuori, i giochi già sono fatti in Italia per la Juve e tutto, se mi guarda a briscola, io sei piano sono nelle ultime partite, almeno mo ci sono stati quei 4-5 gol oggi, allora mi sono svegliato un po', insomma così. Vabbè ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, anche con il vostro naso, se l'avete piccolo, se l'avete grande, se l'avete a patata, se l'avete come si chiama, a carota, a varie forme, a pera, a banana, come volete voi, ok? Noi ci vediamo al prossimo video, prossima giornata di campionato, forse prossimo video, forse ci vedremo prima, forse ci vedremo più, non lo so. Siamo nelle mani di Dio, ma sempre forza Napoli. Ricordatevelo.